E di lei mi stupisce sempre la grinta che riesce a trasferire dentro questo strumento. Basta guardarla, osservarla mentre suona per essere rapiti da quella musica che è in grado di regalare a tutte le persone che con un orecchio attento si avvicinano alla sua di musica. Anche lei, giovanissima, va dai genitori, gli chiede di poter avere un organetto e quell'organetto poi diventa un fedele compagno di viaggio. Quei suoni diventano presenti in tutta la sua vita e lei questa vita continua a scriversela attraverso un suono, un ballo e soprattutto uno strumento, l'organetto. Da Nuoro, Valentina Chirra. Vediamo. Ciao. Evaluare dopo. Cosa devo fare? Non l'ho cantato mai. Però se mi capita in testa l'ho cantato, però boh. Non so il braccio allenato a quel ballo, se lo provo già, cioè a cantarlo già, lo canto lo stesso. Lo proviamo magari. Magari se invece quello la gente lo balla. E poi questa zona su Marcia 3 è un ballo che ballano sempre. Non l'ha fatto nessuno.
Thank